Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto lasciando il mio paesino di Telti che si appresta a festeggiare la sua festa patronale, Santa Vittoria e Sant'Anatolia, ed insieme ad alcuni amici siamo diretti a Mores al motorraduno del 1° maggio. Ora andiamo al distributore e vediamo chi c'è già ad aspettarci. Dovremmo essere un gruppetto di 5 moto un po' eterogeneo. Eccoli qua che erano già arrivati. È buona. Ora siamo sulla vecchia strada statale 199 direzione Oschiri e poi ci ricollegheremo ad Ozieri e da lì Mores. Ovviamente evitiamo di fare la 4 corsie, la noiosa 4 corsie. Facciamo le ultime curvette e siamo in paese ad Ozieri, capoluogo del Logudoro, e ci faremo una breve sosta e poi andiamo per Mores. Vediamo quante moto riusciamo ad immortalare oggi. Ozieri. Eccoli qua, oggi siamo 3, 4, 5 moto di diversa categoria, ma tutti accomunati dalla stessa passione. È il boss. Pronti? Siamo a Ozieri con Beppe, Giuseppe, Fabio e Giovanni. Ora ci ricolleghiamo alla 128 bis. Guardate che spettacolo, si vede che stiamo andando per il Meilogu, l'antica terra dei vulcani spenti. Ci sono tutti questi coni vulcanici. Ora stiamo percorrendo i primi tornanti all'ingresso del paese. Tra un po' ci apparirà la colonna campanile della chiesa di Santa Caterina, il campanile più alto della Sardegna. Rappresenta anche un simbolo neoclassico della Sardegna, vedete, alto quasi 47 metri, è stato realizzato da Salvatore Calvia o Calvia, un allievo di Alessandro Antonelli, colui che ha progettato e realizzato la mole antonelliana di Torino. Ora vediamo dove hanno localizzato il motorraduno. Guardate che meraviglia, campanile di questo paesino di 1800 abitanti, con in vetta al campanile la statua del Redentore e le 4 statue dei dottori d'Occidente. Vabbè, qua il motorraduno dovrebbe essere di qua. Ci fermiamo più avanti, vediamo dove si ferma il bus. Avventurieri, siamo arrivati a Mores, eccoci qua, noi siamo questo gruppetto e adesso andiamo a vedere queste moto
via Mores. Si stanno facendo discorsi seri. Si iscrive? Ci si iscrive. Ah sì, la puoi fare. La puoi fare anche. È che dovrei rimettere il marchio. vedete, molto raduno Mores. Campanile. Vediamo un po' che moto ci sono. Bene, si parte. Eccoci partiti in mezzo alla folla, direzione il Piretu sembrerebbe. Siamo di nuovo sotto il bellissimo campanile. Siamo un bel gruppetto, ora vedo di recuperare i due Giuseppi. Eccoli qua, Beppe 1 e Beppe 2. Super mega avventuriero. Lui sì che ha girato il mondo in lungo e largo. E qui il motogiro ci porta ad Ittiretu, 316 metri sul livello del mare. Qui siamo già passati tempo fa per andare al raduno di Bonorva. Vedete Ittiretu, bellina questa scritta con la pietra. Ora riprendiamo un po' Albertino e Marilù.
Nonno Giovanni. Guardate che belle queste 2500, sembra di essere ritornati agli anni 60 col cestinetto sul cofano motore e si partiva per la vacanza al mare. Ecco, qui attraversiamo la foresta di Burgos. Prendiamo Giuseppe mentre attraversa la foresta di Burgos con il Suzuki GT1000. Stanno fermando qua. Per Torralba e quello è il nuraghe di Santo Antine. Quello merita una visita, questo è un territorio ricco di nuraghi. Vedete, qua ci sono anche pullman sicuramente per la visita del nuraghe. Faremo sosta qua forse per l'aperitivo, pare di sì. Siamo qui in prossimità del nuraghe di Santo Antine e facciamo l'aperitivo. Guardate, tra l'altro c'è proprio la biglietteria qua. Seguiamo Giovanni che adesso ci spiega un po' la storia del nuraghe di Santo Antine, lui che ha la barba lunga, sicuramente ha vissuto quell'epoca. Passaggiamento ignorato l'era. Stiamo facendo ingresso a Torralba, siamo ripartiti dal rinfresco presso il nuraghe di Santo Antine, ora attraversiamo Torralba e facciamo ritorno a Mores per il pranzo. Dovrebbe essere presso la chiesa di San Giovanni, una chiesetta campestre. Vediamo un po', mi sa che non ci sono mai stato. Ingresso a Bonnannaro, anche qui c'è un bellissimo campanile e qui ci sono delle bandierine, probabilmente ci sarà qualche festicciola anche qua. Dove ci portano per pranzo, comincio ad avere una certa fame. Ecco qua, dovremmo salire di qua per la chiesa di San Giovanni, deve essere strada cementata. Speravo che ci fosse un bello sterrato, invece per la gioia di Giuseppe non ce n'è.
Guardate che meraviglia questo campo giallo, spettacolare. Qui ormai siamo in aperta campagna. Questa chiesetta campestre mi mancava. Vediamo se riusciamo anche a fare qualche dronata dopo pranzo. Bellina questa chiesa. Siamo qua all'interno. Allora avventurieri, siamo appena arrivati qui per il pranzo alla chiesa di San Giovanni. Alle mie spalle vedete le moto che sono arrivate sin qui. Adesso andiamo a vedere cosa ci offrono a mangiare. C'è un caldo bestiale e siamo solo al 1° maggio. Facciamo un ingresso in chiesa, vediamo un po' se c'è un po' di fresco. Guardate che belline. Ah, qui sì che si sta bene. Guardate che bella, anche questa è l'unica navata. Questo dovrebbe essere San Giovanni. Bellissimo. Ora conviene seguire la musica e andare a tentare qualcosa. Vediamo se riusciamo a beccare i compagni di viaggio. Ecco, sono già accomodati. Ecco, avete già preso postazione. Posto lì, se no non ce n'è posto. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura in compagnia di Giuseppe, Fabio e Giovanni volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdere le